Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi straordinariamente la diretta è tenuta di lunedì. Normalmente ricordo a tutti gli amici del canale che la diretta con me è il martedì alle 21:15, quindi sorpresa senza preavviso, ma per via di impegni straordinari non mi sarà possibile tenerlo domani, quindi sono riuscita a organizzarmi per poter essere libera questa sera. Mi sono spaventata tantissimo, è arrivata luce. Allora, vi ricordo, prima di cominciare a dare le risposte ai cari amici che scriveranno la loro domanda qui nella chat della diretta, che gli appuntamenti delle dirette settimanali sono il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19. Quindi quella di domani sera, lo ripeto, non ci sarà per via di impegni che mi vedono proprio fuori sede, mentre giovedì alle 19 è confermata la diretta col Marietto Veneziano. Quindi se non riesco a rispondervi questa sera con alla vostra domanda, a cui risponderò in modo gratuito, c'è ancora un'altra possibilità, giovedì alle 19. Ricordo comunque che il nostro appuntamento ormai è settimanale da anni, quindi non preoccupatevi. Ricordo però a tutti gli amici che è dato a tutti la possibilità di avere una risposta, quindi proprio perché questo è uno spazio per conoscerci, se siete nuovi avete sicuramente la prelazione di risposta rispetto alle domande che sono in coda. Bene, e detto questo, non c'è una coda, nel senso le domande che vengono formulate nella chat della diretta sono lì e vengono selezionate sulla base dei requisiti che adesso spiego. Dovete scrivere nella domanda il vostro nome e la vostra data di nascita. Questi dati sono importanti per agganciarmi alla vostra scena energetica. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, perché in ogni caso è nella domanda la chiave di interpretazione della risposta, in quanto proprio la domanda nell'argomento in cui va a spaziare abbiamo il campo di interpretazione. Siccome le sibille riescono a parlare per figure, per immagini e a rispondere su tutti gli argomenti, più è precisa la domanda, più ovviamente sarà precisa la risposta. Eh, Grazie Marina. Intanto saluto anche Maria, grazie per essere qui, bentrovati, ben ritrovati e benvenuti se siete nuovi. Quindi, tornando a come si formula la domanda, nome, data di nascita, la domanda su un argomento preciso, quindi niente domande generiche come andrà la vita sentimentale nel prossimo periodo, è troppo vaga e questo diventa difficile poi nella lettura dell'interpretazione, quindi la risposta potrebbe non essere sufficiente alla domanda o non ben articolata, quindi più è articolata la domanda, più lo sarà la risposta. Quindi se la vostra domanda riguarda eventualmente anche altre persone, quindi per esempio il vostro rapporto sentimentale che sta nascendo con Tizio Caio, quindi Tizio Caio, data di nascita, non mi serve il cognome, però quantomeno nome e data di nascita sono due scie energetiche che cominciano a diventare più vicine possibile all'originale, quindi alla persona. Niente nomi puntati, niente segni zodiacali. Quelli, i segni zodiacali li deduco autonomamente dalla domanda, cioè dalla data, ok? Quindi mi raccomando. Bene, detto questo, vi dico un altro paio di cosine prima di cominciare. Se volete informazioni sulla sottoscritta o sul Marietto Veneziano, vi dico subito dove potete trovare referenze sul nostro conto. Intanto partiamo già con un sito che è online dal 2015. Il sito si chiama www.ilcapitano.altervista.org. Vediamo se riesco a mostrarvi la home page. Generalmente questo è un compito del Marietto che si occupa della regia, quindi questo è la schermata del sito. Appena avrete cliccato l'indirizzo, scritto l'indirizzo sulla barra degli indirizzi di internet, dato il via, quindi www.ilcapitano, tutto attaccato, .altervista.org. Questo sito dal 2015 divulga gratuitamente circuiti radionici che sono stati raccolti all'interno di dispense in PDF, in formato PDF, totalmente gratuite, che tutti possono scaricare e fin da subito, seguendo le istruzioni appunto degli ebook, fin da subito applicarli ai vari settori per cui nascono questi circuiti. I circuiti
sono parzialmente rielaborati da nostri predecessori e in ottima grande parte invece creati proprio ex novo. E non solo, in tempi in cui veramente con grande dedizione il Marietto Veneziano e un gruppo di pochi ricercatori mettevano a punto questi circuiti e li testavano. Tra l'altro nel gruppo c'era anche una veggente che verificava effettivamente la qualità delle emissioni del circuito e nell'eterico cosa andavano a toccare. Quindi sono tutti sperimentati, testati prima di tutto su di noi e nel tempo e negli anni da moltissime persone. A oggi si contano oltre 2 milioni di circuiti scaricati gratuitamente e scusate se è poco, voglio dire, abbiamo raggiunto praticamente tutti gli angoli del mondo, escluso il polo nord e forse anche il polo sud. Quindi ovunque sono stati scaricati i circuiti del Marietto e i circuiti appunto raccolti nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Nel tempo nel tempo abbiamo aggiunto altre dispense sul gruppo, scusate, sul sito, dispense legate all'ermetismo, alla cabala, alla tradizione della meditazione e del percorso spirituale. Quindi trovate veramente moltissimo materiale se siete amanti di queste discipline ed è totalmente gratuito. Se avete delle difficoltà a comprendere come si attivano i circuiti, come si mette il testimone nel circuito, cos'è un testimone, eccetera, bene, a suffragio, a sostegno dell'opera di divulgazione abbiamo aperto nel tempo 2 canali YouTube, da cui tra l'altro sto trasmettendo contemporaneamente nella diretta, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube. In questo momento siamo in diretta anche contemporaneamente sul gruppo Facebook e quindi qui in questi 3 canali di cui vi ho appena parlato trovate moltissimo materiale video che abbiamo condiviso proprio per spiegare come usare i circuiti e quindi fin da subito le regole basilari dell'applicazione della radionica e della radiestesia. Quindi andate, cercate tutti i nostri video di condivisione. Ovviamente sul sito, che ricordo www.ilcapitano.rivista.org, trovate anche la sezione shop nella quale vedrete quali sono i nostri servizi professionali. E ovviamente, essendo appartenenti alla tradizione ermetico-cabalistica, i nostri servizi professionali appartengono a questa tradizione, a partire quindi dai sigilli sia dell'estrazione della scuola di Mosè, sia sigilli salomonici, ma non solo, in realtà i sigilli sono molto più numerosi e sono anche rivolti alle forze astrali superiori, alle forze astrali inferiori, quindi c'è veramente tantissimo materiale su cui possiamo appunto appoggiarci nei casi di bisogno e di difficoltà. Ve lo dico perché spesso magari le persone si trovano in momenti difficili della loro vita, sperimentano blocchi, indecisioni e sembra che tutto vada storto. Quindi quando è così, o quando ciclicamente le stesse prove tendono a ritornare, bene, forse facciamo il caso vostro. In questo caso vi consigliamo caldamente un consulto professionale o col Marietto o con la sottoscritta. Il mio numero sta scorrendo in sovraimpressione da quando è cominciata la diretta. Prenotate il vostro consulto professionale, insieme valuteremo quali sono le reali condizioni che generano i blocchi, le difficoltà, come andranno le cose, come si svilupperanno e quindi eventualmente anche in che termini possiamo intervenire per dare una mano. Bene, detto questo, ovviamente ci sono più articoli che troverete nel sito, questo è il nostro ciondolo, è lavorato sia tramite la radionica e la radiestesia e si fonda su quello che è appunto il simbolismo ermetico della tradizione cabalistica. Qui in sovraimpressione l'immagine raffigura l'albero sefirotico, quindi le forze astrali superiori nella gerarchia spirituale celeste. Quindi in tutto questo è sicuramente un ciondolo che porta la maggiore propensione all'equilibrio e all'armonia in tutte quelle che sono gli ambiti, le circostanze della vostra vita, ma è soprattutto lavorato per proteggere e difendere il suo possessore. Su questo ciondolo abbiamo abbinato anche la programmazione che corrisponde al
un rituale di Giove, quindi un propiziatorio sempre benefico, perché un po' di fortuna non guasta mai. Ovviamente della nostra tradizione anche, come vi dicevo, i sigilli. In sovraimpressione vedete alcuni sigilli dell'estrazione ermetico-cabalistica della tradizione salomonica. Qui adesso questo più grande della tradizione di Mosè sono sigilli straordinari e ciascuno ovviamente ha compiti importanti di protezione, di propiziazione nelle varie direzioni della vita. Chiaro che per quanto riguarda la tradizione di Mosè, l'applicazione dei sigilli è molto più estesa, più vasta, perché a differenza di quelli salomonici che contattano 3, 4 intelligenze divine alla volta per specifici argomenti, quindi quelli che più tra loro hanno un compito simile rispetto una direzione della vita, i sigilli di Mosè sono molto più complessi, più articolati, perché si rivolgono a tutto un livello di coscienza. Facciamo il caso, per esempio, la sfera planetaria Venere per l'armonia dei rapporti sociali nella famiglia, affinché non manchi mai i guadagni dal lavoro, perché ci sia sempre buoni rapporti con le persone della vostra vita, eccetera. Quindi vi ho fatto un esempio, quindi tutti gli ambiti di Venere, mentre per esempio i sigilli salomonici tendono a correggere comunque sempre in modo perfetto e preciso alcuni aspetti che appunto dicevo sono sfidanti a livello planetario. Bene, detto questo, direi comunque di cominciare a rispondere alle domande. Vedo che ci sono delle persone collegate e che hanno posto la loro domanda. Quindi cominciamo con, vediamo un po', ah no, Marina non ha, non ha fatto la domanda, scusate, va bene, da assidua assistita, comprovo ogni giorno i benefici del mio affidamento a te. Grazie tantissimo Marina, effettivamente stiamo facendo un percorso ormai da un po' di tempo e sono contenta anche dei risultati che stiamo raggiungendo, ma comunque l'impegno veramente importante lo sta mettendo Marina. Bene. Gloria, allora, ciao, vorrei sapere se migliora la situazione matrimoniale tra mio fratello Andrea, 17 settembre 78, e la moglie Chiara, 8 settembre 78. Ok, bene, rispondiamo a Gloria che si preoccupa della vita matrimoniale del fratello. Vediamo cosa ci raccontano le sibille dei prossimi sviluppi fra Andrea e Chiara. Vediamo un pochettino. Io non vorrei schiacciare luce, ma è messa qua nel mezzo. Allora, ma guarda, sicuramente a rafforzare la spinta di un ritrovarsi, ma anche di continuare a mantenere il loro rapporto, c'è ed è nasce forse anche da sensi di responsabilità, se non anche da una figura, magari una figura paterna di una certa età che guida, suggerisce. Quindi comunque sono carte che fanno pensare a comunque una vicinanza, non vediamo però la stesa, Ma allora mh. Ecco, non si vedono carte di rottura, quindi, non si vede né un peggioramento, ma nemmeno un netto miglioramento nell'immediato. Quello che raccontano le sibille è che probabilmente qualche situazione, vedi omaggi preziosi, pensiero, quindi una circostanza, un dono, un consiglio o una qualche questione che creava appunto un'opportunità, anche solo l'opportunità di sentirsi considerati nell'ambito della coppia, eccetera, in realtà quindi la valutazione di questa situazione, di queste circostanze genera confusione. Quindi non sono probabilmente stati d'accordo su alcune circostanze, su come sono state tenute, sia in termini di comportamenti, sia in quello che è stata la modalità probabilmente da parte di entrambi. Quindi in questo contesto un po' difficile, la confusione sembra comunque, destinata
a essere comunque lasciata alle spalle. Quindi diciamo che nella prima linea, che è quella che corrisponde un po' agli eventi del passato, quindi questa difficoltà, forse anche causata dall'intromissione di altre persone, da promesse disattese, da gente che ha detto delle cose e poi se le ha rimangiate. Quindi ci sono state delle situazioni che hanno probabilmente causato delle difficoltà e che sembrano comunque collegate a o terre lontane, alla possibilità di andare a lavorare lontano, quindi c'è qualcosa, che li ha trovati in disaccordo. Attualmente la situazione, devo dire, è ferma, quindi c'è la carta della prigione, c'è un po' uno stallo. È come se attendessero un risvolto, come se la coppia stessa fosse bloccata in attesa di un'occasione. Sembra che debba arrivare una notizia, molto, molto stretto giro, e che questo quindi corrisponda forse a quello che stavano aspettando, sebbene è una risposta o una notizia ancora incerta. Nel prossimo periodo, qua però attenzione, questa notizia potrebbe essere veramente una risposta importante che stavano aspettando, ma potrebbe anche trattarsi dell'arrivo di una persona, in quanto il messaggero a volte incarna anche proprio il portatore delle notizie, l'ambasciatore, quindi qualcuno che introduce nuovi termini alla situazione. Quindi c'è qualche novità dietro l'angolo. Questo diciamo che porta, vedi, nel prossimo periodo potrebbe arrivare quindi questa notizia, questa offerta, questa proposta. Può essere sia una proposta magari lavorativa, abbiamo detto che sembra che si stia guardando in passato si sia guardato anche a terre lontane, come può essere una persona che magari si fa avanti con una certa insistenza e probabilmente questa situazione può dare dei turbamenti. Diciamo che o che sia una persona o che sia una proposta, comunque si accende nella difficoltà e nella frustrazione comunque un antico, sentimento. Quindi diciamo che può essere rivolto al desiderio già del passato di fare qualcosa o a un vecchio sentimento. Quindi diciamo che fra loro possono avvenire dei miglioramenti, anche se farciti da qualche frustrazione. In realtà sembra sospiri, casa, amica, sembra che comunque o questa proposta, se dovesse trattarsi di una proposta effettivamente lavorativa, che magari riguarderà uno dei 2, allora è possibile che nonostante sia qualcosa che stava veramente a cuore, che era desiderio di questa persona che aspettava questa notizia, però si mette di fronte a un distacco, quasi un allontanamento da casa, quindi è possibile che questo però questo allontanarsi permetta poi di ritrovare, riconquistare una certa armonia. Se non dovesse essere questo, ma quanto piuttosto un qualcosa del passato che in qualche modo viene a portare tormento, comunque lo stesso la situazione va ad appianarsi. Quindi diciamo che, ecco, ripeto, non è una ripresa immediata, è un po' lenta, è come se ci fosse un fermo immagine in questo momento, un po' in pausa e quindi devono svolgersi delle cose parallelamente che potrebbero riguardare effettivamente sviluppi lavorativi o forse una persona che in qualche modo, emerge con delle cose importanti. Però fondamentalmente, si vede, in ultima analisi con l'ultima carta che un po' la voglia di ascoltarsi, di parlare, di capirsi tornerà a esserci. L'esito ce lo dà buono, vince sicuramente, un vantaggio nel ritrovarsi, nello stare insieme, potrebbe essere comunque anche di natura lavorativa, se i venti di crisi possono essere stati portati appunto da condizioni, occasioni, opportunità anche lavorative che magari, sono state abbandonate, scartate per via della distanza o delle complicazioni che potevano portare nel rapporto. Di fatto, anche il rafforzamento economico del rapporto stesso, ma anche della posizione di tuo fratello, suppongo, qua nella carta del domestico, allora direi che sarà portatore di solidità e di maggiore sicurezza e stabilità anche al loro matrimonio. Quindi
secondo me alla lunga vincono, ecco, non dovrebbero superare, la loro prova. Allora, intanto saluto, tutti gli amici che si sono collegati, Valeria, Cristina, Maurizio Antonio. Vediamo adesso di rispondere a un'altra domanda. Abbiamo la domanda di Marina. Marina però chiede: Diana, 26 aprile 48, si trova ad affrontare l'ennesimo peggioramento di salute. Riuscirà a migliorare e a trovare un po' di serenità? Grazie infinite. Allora, vediamo un po' Diana e cerchiamo di capire un po' la situazione sotto un profilo psicofisico che sviluppi ha per Diana. Vediamo un po'. Allora, beh, donna di servizio deliranti, diciamo che il taglio parla sì di un recupero, ma incerto, altalenante, quindi un po' contraddittorio, nel senso che va un po' avanti, un po' indietro. E probabilmente c'è anche un'incertezza sulle cose da fare per darle un aiuto. Vediamo un pochino. Ma allora, sai, le sibille amano parlare per immagini, per gli archetipi, ovviamente stiamo parlando di archetipi minori, non sono gli archetipi maggiori delle lame, degli arcani maggiori dei tarocchi, quindi nelle loro figure però sanno essere sempre molto descrittivi. Quindi diciamo che la linea del passato guarda alla sua condizione come un qualcosa o che si è cronicizzato o che comunque corrisponde anche a un'età. Non che una persona del 48 sia tanto in là con l'età, ok? Però potrebbe essere una situazione anche a carattere ereditario, tutte quelle situazioni ehm, tipiche saturnine, perché quando c'è il sacerdote di mezzo sono sempre quasi sempre condizioni fisiche o ereditarie o croniche, o all'apparato osteoarticolare, quindi cose, diciamo così, di questo tipo. Però diciamo anche che c'è, è stata seguita probabilmente anche da dottori validi, quindi diciamo che sembrava già in passato aver recuperato o superato certe situazioni. Ti devo dire che la linea del presente, è molto positiva, okay, il taglio ci ha dato, un'indicazione incerta, altalenante, di incostanza, che a volte provoca anche contrarietà, ma la linea del presente sembra dire, insomma, tutto sommato o che lei accetta di buon grado questa sua condizione, quindi non c'è non c'è dolore mentale, ecco, non voglio dire che non stia bene fisicamente, però sembra viverla, quasi pacificamente, ecco. Quindi, non sono carte, quelle della linea del presente, che fanno presupporre un immediato peggioramento, però questo sembra venire a stretto giro. Quindi la linea del prossimo periodo in realtà, subentra una rassegnazione, quindi il peggioramento si vede nella prossima linea. Qui c'è da capire insomma se poi valga la pena portarsela a casa o ricoverarla. Qua non si capisce se questo dipende, se lei è già ricoverata, adesso non mi ricordo, ecco, non ci sono indicazioni nella domanda, però potrebbe essere un intervento, come potrebbe essere il desiderio, la ferma volontà di lei di stare a casa sua, quindi comprendendo magari una certa situazione non ha più tanta voglia di lottare, se ne vuole stare tranquilla. Diciamo così, quando parlavo per immagini, viaggio sospiri, sembra una partenza, però sembra una partenza quasi come quando si arriva, no, nella fiducia. Quindi lei è come se non voglio dire che si stia lasciando andare, però sembra quasi che
stiano dicendo un po' così. Quindi probabilmente la mamma non ha più tutta questa voglia di combattere, di farsi, visitare, controllare. Non dico adesso, gli sviluppi sembrano andare in quella direzione. Quindi è un po' come dire: finché la barca va, lasciala andare. Però non vedo, ecco, tormenti particolari, nella mamma, ho detto spontaneamente mamma, spero di aver identificato effettivamente la figura. Bene. Io ricordo appunto non solo che trovate il materiale sul nostro canale YouTube, sui nostri canali YouTube, sul nostro sito, abbiamo anche pubblicato 2 libri editi da Home Edizioni, Introduzione alla magia radionica e il secondo volume, Magia radionica della Madonna dei Ghirli, sono concentrati di piccole tecniche, piccole ma importanti, significative tecniche sia di miglioramento, rettifica della propria personalità, essendo questo il primo presupposto di una vita serena e della realizzazione, del compimento di quella che sono i nostri progetti, la nostra volontà. Se noi raddrizziamo e rafforziamo il nostro equilibrio interiore, di sicuro tutta quella pluralità di voci che oggi ci tira qui, domani ci tira là, si armonizzano e ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi con una maggiore centratura, con maggiore focalizzazione e forse anche con molti meno ostacoli. Essendo all'origine delle nostre pluralità caratteriali sempre la stessa sorgente planetaria che condiziona un po', lo dico in termini magari banalizzandolo, l'oroscopo, no? Quindi la nostra nascita. Bene, quelle stelle, quella combinazione di pianeti in realtà crea costantemente delle condizioni, a volte cicliche, a ripetizioni, a volte in base appunto ai transiti, con quella che è sempre la nostra predisposizione caratteriale, che è un po' la nostra firma, no? La firma planetaria che riceviamo, il nostro sigillo personale. Quindi in questo senso è lì che possiamo agire per correzione ed è lì che la correzione nasce innanzitutto da quello che è il lavoro sulla personalità. E quindi il primo libro è concentrato su questo argomento, il secondo invece è un condensato di tecniche di difesa occulta a cui abbiamo abbinato anche appunto i circuiti, sia usati singolarmente e quindi separatamente anche la difesa psichica, la difesa con i circuiti, quindi la difesa radionica e la difesa magico-radionica, radionico-magica. Quindi c'è veramente una serie di spunti molto importanti a partire dalla tradizione ermetico-cabalistica coniugata appunto alla radionica. Vi ricordo comunque i consulti privati previo appuntamento, quindi contattatemi tramite WhatsApp o Telegram, quindi la via che vi è più comoda al numero che scorre dall'inizio della diretta e quando volete, insomma, potremmo sicuramente dedicare del tempo per approfondire le vostre tematiche. Vi ricordo giovedì alle 19 insieme col Marietto Veneziano. Per questa sera io concludo e vi auguro un buon proseguimento.